Presidente, benvenuto. E devo dire che la sua presenza dà tono e valore a questa inaugurazione, no, della Padova città del volontariato, Padova capitale europea del volontariato. Mi permetta però di chiedere un grande applauso per questa orchestra e questi ragazzi e il coro. Saluto tutte le istituzioni religiose, politiche, militari, ma un particolare abbraccio alle volontarie e ai volontari presenti questa mattina qui. Grazie. Sa, Presidente, non è facile intervenire, però poi quando tu vedi i dati e il grande lavoro che fanno questi veneti, capisci che non è un caso, lo diceva prima il sindaco Giordani, che questa comunità diventa capitale europea del volontariato, e se poi vedi da vicino questi dati ti accorgi che in Veneto sono 2500 le organizzazioni che fanno volontariato, sono 1500 le realtà che si occupano di sociale, ma in tutto questo contesto, se andassimo a contare il lavoro silenzioso che tutti questi signori e signore fanno, noi sappiamo che abbiamo più di 30.000 realtà associative che coinvolgono un veneto su 5. 900.000 veneti quotidianamente dedicano il loro tempo libero alla comunità. Le dirò con un po' di orgoglio, le dirò che abbiamo anche dei primati. Pensi solo che da questa comunità veneta partono dei missionari e noi siamo la prima comunità al mondo per numero di missionari, ne abbiamo quasi 3.500 in giro per il mondo nei 5 continenti. E non è un caso, lo citava prima il sindaco Giordani, che noi siamo anche la comunità, molti veneti non lo sanno, che ha dato vita alla prima ONG, Medici con l'Africa, QAM. Eccolo là, Don Dante. Ciao Don Dante. Nata da un'intuizione del professor Canova, Francesco Canova, magistralmente promossa e seguita dalla diocesi di Padova e con un grande timoniere, Don Dante, questo poco ma sicuro. Loro si occupano, io voglio ricordare solo 2 progetti per dare una dimensione di quale sia l'impegno e delle migliaia di persone che gravitano intorno a questo progetto. Mortalità da parto nell'Africa subsahariana, e quindi salvare le donne che muoiono inevitabilmente di parto, la mortalità di parto è importante in quelle zone, e poi hanno dato vita in Sierra Leone al primo sistema di emergenza e urgenza che esiste in Africa, e quindi hanno il loro 118 in Sierra Leone. Bravi!